In molti lamentano la presenza di rifiuti all'interno del Parco Alto Milanese e azioni ai danni delle mini lepri che abitano l'area verde a cavallo fra Busto Arsizio, Castellanza e Legnano. Il nuovo CDA, ora guidato da Davide Turri, ha deciso di dare un segnale sia su fronte sicurezza sia a tutela della flora e della fauna locale. Prima mossa, oltre alla posa di una sbarra per evitare l'accesso a veicoli che possano permettere di scaricare materiali di ogni tipo in mezzo al bosco, è rafforzare la pinetina, poco distante dalla baitina. Anni fa fu il bostrico, un insetto parassita, a costringere al taglio di 900 alberi. Ora vengono messe a dimora circa 150 nuove essenze di dimensioni più discrete rispetto a quelle del passato. Non solo pini, ma tigli, frassini, ciliegi, pini silvestri e altre specie locali. Il parco si prepara a mappare le presenze arboree e a censire quelle animali. Se l'obiettivo è tutelare il passato agricolo dell'area, non si può però non salvaguardare gli abitanti del bosco.